ovviamente orgogliosissimi del piazzamento di fine classifica, dei punti che abbiamo fatto, dei punti che abbiamo messo tra noi e la quarta classificata, ma orgogliosi anche per tutto l'andamento del campionato, che è stato un campionato veramente strepitoso. È difficile trovare qualcosa da migliorare, anche se ovviamente dobbiamo pensare di andare a migliorare qualcosina per arrivare ancora più sull'anno prossimo. Visto che siamo andati sempre meglio, come giustamente hai sottolineato tu, è giusto anche porsi un obiettivo più alto l'anno prossimo, e allora sarà 51, va bene? Ma parlare di una sola soddisfazione credo che sia un po' riduttivo. Sono state tante le soddisfazioni della stagione, a partire ovviamente dall'esordio in Serie A che hanno fatto tante nostre ragazze, su cui abbiamo lavorato, al poter completare al top una stagione difficile anche per gli aspetti sanitari, per la mancanza dei tifosi, una stagione molto particolare. Sono state veramente tante le soddisfazioni. Vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Stiamo lavorando sul mantenere l'assetto di questa stagione, perché vogliamo dare continuità al lavoro che si è fatto quest'anno e anche l'anno precedente. Dobbiamo sottolineare che lavorare sulla continuità dell'attività premia sempre, perché abbiamo sposato 3 anni fa il lavoro di un allenatore, abbiamo deciso di proseguire per i prossimi 3 anni con questo allenatore, questo perché crediamo molto in lui e nel suo lavoro, e nel lavoro di tutto quanto lo staff, e vorremmo andare avanti con lo stesso gruppo di giocatrici anche per i prossimi anni. E questo era un po' uno degli obiettivi dello sviluppo di quest'area. Quando abbiamo iniziato eravamo veramente piccolini, avevamo solo le bambine, e in pochi anni siamo arrivati ad essere un punto di riferimento nazionale per quello che riguarda il calcio femminile. Sviluppo ovviamente non è solamente fare bene con la prima squadra, che è sicuramente un punto determinante, ma non è l'unico. Sviluppo è lavorare tanto sul settore giovanile, lavorare tanto sull'attività di base delle bambine, perché dobbiamo pensare che sono loro il nostro futuro, quindi è giusto dare a loro uno spazio assolutamente di primo piano. Nella prossima settimana ospiteremo la Final Four del campionato primavera femminile, e siamo orgogliosi di essere stati scelti dalla federazione per ospitare questo evento. Domenica 30 la sera ospiteremo la gara finale della Coppa Italia, e anche in questo caso insomma credo che sia la testimonianza di quanto la società stia investendo nel calcio femminile. Questa società non si ferma mai. 5 anni fa ha sposato il progetto del femminile, lo sta portando avanti con grande entusiasmo, e queste iniziative sono il significato che noi ci crediamo. Dopo avevamo iniziato, abbiamo chiuso. Le ragazze non ha mai mollato un centimetro, sin dall'inizio ad oggi, e tanto di cappello a loro, e soprattutto grandi complimenti perché lo meritano. Prima, quando ho preparato la partita, le ho ringraziate tutte per questa fantastica stagione, e speriamo di ripeterci il prossimo anno, anche se, come ho detto in altre circostanze, il campionato nei prossimi anni sarà ancora più competitivo e sarà sempre più dura, però questo credo che sia l'atteggiamento giusto per andare ad affrontare sempre una partita dopo l'altra, e questo è importante. Io merito di tutto l'ambiente familiare che a me piace tantissimo, ho dei collaboratori fantastici che fanno il loro al 200%, e poi tutti insieme siamo cresciuti, e questo è il significato che il lavoro paga sempre, perché siamo dei lavoratori, siamo degli animali da campo, e nello stesso tempo fuori siamo un po' fratelli maggiori come i miei collaboratori, e io un po' di papà per le ragazze, quindi questo è un obiettivo che ci eravamo posti all'inizio, l'abbiamo portato avanti per questi anni, e questi sono i risultati. Godiamoci questa, poi c'è tempo per pensare alla prossima stagione. Di sicuro torneremo a lavorare verso metà di luglio, perché il campionato poi inizierà penso fine agosto, quello che si è detto, e dobbiamo farci trovare pronti anche al prossimo anno, quindi prima iniziamo meglio è. Inizialmente è normale che quando parti cerchi sempre di lavorare per far bene. Diciamo che siamo andati oltre le nostre aspettative, e questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione.